Punti pesanti per la salvezza a chiudere il 2024. Amiche e amici della divisione calcio a 5, un caloroso benvenuto dal Pala Panzini di Giovinazzo per il match tra Defender Giovinazzo e Futsal Ternana, valevole per la 12ª giornata del campionato di Serie 2 Elite Girone B. Un augurio in ritardo di buon Natale a tutti coloro che ci stanno seguendo. Vi diamo lettura di questo match che sarà sicuramente importante per il prosieguo del campionato di entrambe le squadre. Al momento in piena lotta per la zona salvezza, 11 punti per la formazione di casa, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Ternana con 7 punti, 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte. La distinta vede il Giovinazzo con Alessandro Marolla, Rotunno, Sosa, Piscitelli, Di Fonso, Raffanelli, Mehuto, Di Capua, Marolla, Francesco Pio, Lanotte, Greco e la new entry Santiago Teramo, allenatore Luigi Bernardo. Risponde la Ternana con Capotosti, Sacchet, Almadori, Corpetti, Piantoni, Maluk, De Michelis, Negoita, Fagotti, Balducci, Chiappalupi, Paciaroni, allenatore signor Federico Pellegrini. La gara sarà diretta dai signori Giuseppe Lamorgese di Palermo, dal signor Giovanni Agosta di Rovigo, crono al signor Antonio D'Addato di Barletta. Possiamo già darvi lettura del quintetto della Ternana, che si schiera con il numero 4 Almadori, con il numero 5 Corpetti, con il numero 7 Maluk, con il numero 8 De Michelis, tra i pali Fagotti. Risponde il Giovinazzo con Mehuto, Sosa, Piscitelli, Teramo, e tra i pali dovrebbe esserci Stino Di Capua. Diverse le assenze pesanti per entrambe le squadre, con Di Fonso che, come ci segnala l'ufficio stampa del Giovinazzo, non dovrebbe essere della partita ed è stato schierato in panchina solo per onor di firma. Maglia bianco-verde per il Defender Giovinazzo, che attaccherà dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Risponde la Ternana, la formazione Umbra, con questa tenuta nera. Allora, buona partita a tutti e che sia un match di spettacolo, un match che possa chiudere nel migliore dei modi questo 2024. Ultimi accorgimenti da parte del primo direttore di gare, signor Lamorgese di Palermo, e si parte con il Defender Giovinazzo con Sosa, Piscitelli. La palla per Teramo, Piscitelli, c'è però una segnalazione dell'arbitro, infatti il cronometro non è partito. Buona affluenza di pubblico qui a Giovinazzo, disciplina seguitissima quella del futsal nella città del Nord Barese. Adesso, dopo la segnalazione dell'arbitro, si dovrebbe partire. Non sono ovviamente passati 30 secondi come indica il tabellone. Giovinazzo reduce dalla sconfitta per 7-1 netta contro un'Itria lanciatissima. Ternana che ha racimolato 5 punti nelle ultime 3 partite, in crescita sicuramente dopo un inizio complicato. Merito anche del giocatore più rappresentativo, il brasiliano Sacchet, che non dovrebbe essere della partita, anche lui in panchina. Tarda ancora a iniziare il match e dunque le due squadre provano a palleggiare. Di capitale importanza questa sfida per la formazione biancoverde, ma anche per la Ternana, considerando
il contestuale incontro tra Mascalucia e Tombesi, anche se ci giunge la notizia che la Tombesi Ortona non si sia presentata in terra sicura e dunque in caso di mancata presentazione sarebbe un 6-0 a tavolino a certificare che comunque non sia sicuramente uno dei migliori il clima per quanto riguarda la società abruzzese. Gli altri incontri in programma spicca sicuramente Bulldog Capurso, New Taranto, Defender Giovinazzo Ternana, Cus Molise Roma, calcio a 5. Vi dicevo poco fa di Mascalucia Tombesi, il posticipo sarà per motivi di rinvio Futura Itria. Ieri la Lazio ha perso 2-4 contro l'Academy Pescara. Sembra finalmente tutto pronto, cenno di intesa e dunque si può partire con Sosa, Piscitelli. Palla per Teramo, Piscitelli per Sosa, ancora Sosa che cerca il corridoio per Mehuto, palla in fallo laterale, è stato Corpetti a mettere la palla fuori. Sosa lavora palla sulla corsia di sinistra, prova a ripartire la Ternana, poi questo flipper che beneficia l'intervento di Fagotti. Almadori manovra palla la Ternana, il tentativo che viene respinto. Mehuto, Teramo arrivato nella sessione dicembrina di mercato in luogo di Roselli dal Sala Consilina. Mehuto prova a girarsi, la palla per Sosa, l'intervento di Corpetti che fa buona guardia, rimessa laterale per il Defender Giovinazzo. Sosa, palla per Piscitelli, Mehuto, ancora Piscitelli, tentativo fuori, da rivedere il tentativo Piscitelli, primo squillo per il Defender Giovinazzo. Almadori riceve palla, prova a giocare a memoria ma non trova nessun compagno, rimessa laterale per il Defender Giovinazzo. Teramo, Piscitelli, Sosa, Teramo, palla per Piscitelli, deve ricominciare da Sosa. Mehuto, controllo infelice, fa buona guardia adesso la Ternana, palla che arriva in qualche modo a Maluk che tuttavia pasticcia, poi il tentativo di Piscitelli blocca Fagotti. Si deve liberare della palla Fagotti che dunque perde questa possibilità, si torna da Di Capua. Sosa, Piscitelli, lavora palla Piscitelli, ancora Sosa, Piscitelli, Sosa, Piscitelli, Mehuto, Piscitelli, Sosa, prova a lanciare Teramo, arriva però l'intervento da parte di Fagotti. Attenzione che ha provato a ripartire De Michelis per la Ternana che tuttavia si è trascinato la palla fuori. Piscitelli, Sosa, Mehuto fa buona guardia però Maluk e poi riceve palla, prova a scambiare, attenzione a Mehuto che ha spazio, ancora Mehuto, controlla palla, la palla era rimasta nel rettangolo di gioco, prova a ripartire, attenzione la Ternana, poi Piscitelli di esperienza, Mehuto per Teramo, Piscitelli, Sosa, Teramo prova a costruirsi un'azione positiva, poi però pasticcia qui Piscitelli, si riparte con la rimessa laterale rimessa al fondo per Fagotti.
De Michelis fa sportellate, perde però palla, buona possibilità per il defender Giovinazzo, però lungo il passaggio di Sosa per Teramo. Cestina qui una buona occasione, il defender Giovinazzo. Palla che arriva da De Michelis, buona uscita pressing per la Ternana, poi l'ultimo tocco è proprio di De Michelis. Tratto in campo Piomarolla che rimette in gioco proprio per Sosa. Teramo, Piomarolla, Sosa, perde però palla, la palla che arriva ad Almadori. Maluk riceve ancora palla Maluk che prova a servire De Michelis, poi spazza Piomarolla, attenzione al contropiede per il defender Giovinazzo, buona azione da parte di Teramo, ancora Teramo, Mecuto a sportellate, la parata importante di Fagotti che respinge il tentativo. Grande parata di Fagotti che qui è riuscito molto bene a tenere lo 0-0, ma buona azione da parte del defender Giovinazzo. Sarà rimessa laterale per i biancoverdi di Bernardo. Attenzione a Mecuto. Teramo. Sosa. Palla che arriva ancora a Sosa, fa sportellate, Sosa, la parata di Fagotti, palla però ancora giocabile. Riparte Piomarolla da Stino Di Capua che va a lungo con il lancio. Si difende però la Ternana. Poi Sosa con il solito encomiabile lavoro. Teramo, Mecuto, ancora Mecuto, buon corridoio per Mecuto, poi la respinta da parte di Maluk. Sarà rimessa laterale per il defender Giovinazzo, 15:23 sul cronometro, sempre 0-0, alzato i giri della propria intensità la formazione biancoverde. Sosa per Mecuto, corridoio di Mecuto, parte adesso la Ternana con Maluk, va Maluk ancora Maluk che ha spazio, Maluk, la respinta di Capua, si fa notare anche la formazione Umbra. Sosa, Teramo, Mecuto, Sosa, ancora Sosa per Mecuto, palla lunga però, rimessa laterale per la Ternana. Primo squillo degli Umbri con Maluk, adesso c'è un cambio proprio per gli ospiti, entra Capotosti ed esce Almadori. Perde palla in malo modo la Ternana, poi De Michelis intercetta per un attimo il pallone. Mecuto, Teramo, Mecuto per Teramo, ancora Teramo, ci arriva! Poi il contrasto che favorisce indirettamente la Ternana, buona occasione però per i biancoverdi, non sfruttata da Santiago Teramo. Traversone lungo per De Michelis, lasciato solo, colpo di testa di Capua c'è. Sosa che predica calma. Si prepara anche Alessandro Marolla per il Giovinazzo. Sosa, blocco da parte di Piomarolla, Mecuto prova a girarsi per Sosa, Sosa, la parata ancora di Fagotti. Anzi ha toccato il palo esterno di Sosa. Si riparte con la rimessa dal fondo per la Ternana, ecco proprio Alessandro Marolla tra i veterani in casa Giovinazzo ed esce Mecuto. Maluk, attenzione a Maluk che rischia, De Michelis non riesce a intercettare questa palla. Pronto ancora Capitan Angelo Piscitelli. Piomarolla, Sosa, gremito il Pala Pansini, veramente un bel colpo d'occhio nell'impianto giovinazzese.
Sosa prende posizione Alessandro Marolla. Sosa, tentativo di Piamarolla, buon corridoio per Teramo, ancora Fagotti. Leggermente lungo il corridoio per Sosa, poi Teramo, va via Teramo, ancora Teramo, Fagotti, si rifugia in calcio d'angolo. Sosa, la palla che però viene mal gestita, poi prova ad andare via De Michelis, l'intervento di Teramo che aveva preso la palla, però probabilmente è stato qui penalizzato il modo con cui il calcettista argentino è intervenuto. Dunque calcio di punizione e primo fallo del match a firma di Teramo. Capotosti, De Michelis si trascina la palla fuori. 6 gol per De Michelis, il pivot della formazione Umbra, che insieme a Sacchet, di cui aveva parlato poc'anzi, era il principale spauracchio alla vigilia per la Ternana. Alessandro Marolla, tentativo che termina fuori. De Michelis prende posizione, prova a girarsi De Michelis, palla fuori di un soffio, è andata a un passo dal vantaggio la Ternana. Piamarolla, Piscitelli, Sosa, controllo infelice per l'uruguaiano. Piscitelli, Piamarolla, Piscitelli, Sosa di prima per Alessandro Marolla, buona idea, meno per quanto riguarda la precisione. Capotosti, Maluk, chiesto e fischiato il fallo in attacco per blocco irregolare probabilmente a De Michelis. Entra in campo adesso il numero 9 Negoita, 2 reti per lui nel suo score personale. Sosa, Piscitelli, blocco di Piamarolla, va da Sosa per Alessandro Marolla, Sosa, la parata di Fagotti. Piscitelli ancora, respinge Maluk. Ha iniziato benissimo, da grande protagonista Fagotti questo match. Sosa, Piamarolla, Sosa, la palla per Alessandro Marolla, poi c'è Piamarolla, Piscitelli, Sosa, prova ad andare via Sosa, ancora Sosa, solo esterno della rete per lui. 11:56 sul cronometro, è rientrato in campo Almadori, capitano Almadori per la Ternana. Almadori, la palla che non arriva alla corrente Corpetti, Mecuto rileva Alessandro Marolla. Piscitelli sbaglia questo corridoio, attenzione a Maluk che è pericoloso quando riparte, tuttavia adesso non riesce ad incidere. Facile presa da parte di Stino Di Capua. Piscitelli, Piamarolla, Sosa, Piamarolla, Sosa, errore qui in fase di impostazione per il defender Giovinazzo. Lungo questo corridoio per Negoita che sbaglia. Si riparte con la rimessa per il Giovinazzo, pronto Teramo a rientrare sul rettangolo di gioco.
Sosa, Piscitelli, Mehuto, Sosa, Mehuto, attenzione a questo corridoio per Pio Marolla, Piscitelli, Sosa, si riparte ancora dal centrale del defender Giovinazzo, Pio Marolla, molto bene Mehuto per Pio Marolla, che viene però steso, calcio di punizione, fallo di Almadori. Sarà dunque il calcio di punizione per il Giovinazzo da buona posizione. Proteste per mister Federico Pellegrini per questa segnalazione. Va di seconda per Sosa, corridoio che però viene gestito dalla formazione ombra. Attenzione adesso Nagoita che riparte, poi il contropiede da parte del Giovinazzo. Teramo per Piscitelli, Piscitelli, la parata da parte di Fagotti, calcio d'angolo. Attenzione a Teramo che si coordina, colpisce in pieno Almadori, ma sembrava ben indirizzato il tiro di Teramo. Sosa, Teramo, Sosa, ancora Sosa che riesce ad andare via, Sosa in mezzo, ancora Fagotti, poi controlla male Almadori, Sosa, Teramo, Sosa, ancora Teramo, poi Mehuto, Mehuto per Piscitelli, ha capito tutto però Corpetti. Siamo entrati nella seconda fase del primo tempo, 9:47 sul cronometro. Piscitelli, poi ci arriva Maluk. Sosa rinuncia al tiro, poi prova di sinistro, palla fuori di un soffio per Sosa. Almadori, Negoita, Corpetti, Maluk, ancora Maluk, sbaglia però l'appoggio qui Almadori. Teramo, Sosa, rientrato Pio Marolla, va Pio Marolla, Sosa, Mehuto, va ancora Mehuto, prova a liberarsi Mehuto, Corpetti in fallo laterale. Poi Teramo, attenzione a questo tocco pericoloso in aria. Almadori prova a ripartire per la Ternana, ancora Almadori che perde però palla, possibilità interessante per il Giovinazzo. Mehuto per Pio Marolla, diagonale, Fagotti ancora, palla che resta lì. Teramo recupera palla e si torna da Sosa, gli applausi del Palapansini. Mehuto, ancora Mehuto, De Michelis, buon intervento, rimessa laterale però per il Giovinazzo. Teramo, Mehuto, ancora Mehuto, ultimo tocco di De Michelis. Pio Marolla, Sosa, ancora Ciamurro Sosa, Teramo,
Mehuto, spalla alla porta, spazio per Teramo, attenzione adesso la Ternana che riparte con De Michelis, ancora De Michelis che è un po' isolato, infatti perde palla, attenzione a Mehuto, ancora Mehuto calcia, tiro sbilenco però è stato sbilanciato dallo stesso De Michelis e adesso ci dovrebbe essere il time out chiamato da mister Federico Pellegrini per la Ternana. Si torna in campo al Palapansini dopo la breve sospensione chiamata da mister Pellegrini per la Ternana. Sarà proprio la formazione Umbra a rimettere in gioco. Prova ad alzarsi adesso Fagotti che sbaglia questo passaggio in diagonale per De Michelis. Rimessa Giovinazzo con Piomarolla. Sosa. Piomarolla, attenzione a Alessandro Marolla, Teramo, Sosa, Teramo, Sosa, prova a rientrare Sosa, buon lavoro perché ha tirato due marcatori, Teramo, Sosa, ancora Sosa per Teramo, bel corridoio, Teramo rientra, forse doveva calciare prima, malumori del Palapansini, Maluk, De Michelis, palla che arriva ancora a Maluk, scarica per De Michelis, Corpetti, Maluk, ancora Maluk, Corpetti, Almadori, si torna da Fagotti, lungo per De Michelis che viene sbilanciato con esperienza da Sosa. Sosa, Piomarolla, Teramo, Sosa, prova Sosa, Alessandro Marolla, prova a girarsi Alessandro Marolla, c'è però la respinta da parte di Corpetti. Teramo chiede il corridoio con Alessandro Marolla, poi ci arriva Maluk. Sosa, Alessandro Marolla sbaglia, qualche errore di troppo da parte del Giovinazzo. Ternana che sta giocando su De Michelis, cercato spesso. Viene anche Maluk per la formazione Umbra. De Michelis che si gira per Almadori. Proprio Almadori che riesce ad avere palla. Ultimo tocco è proprio del capitano Umbro. Piomarolla, Teramo, Sosa, va via Sosa, cerca Alessandro Marolla che prova a rientrare, Alessandro Marolla ancora lui, si gira
poi non riesce a tenere la palla De Michelis, deviato il suo tentativo. La palla per Alessandro Marolla, attenzione, perde palla, prova a ripartire la Ternana con Maluk, pericolosissimo Maluk che tuttavia perde palla. Sosa, attenzione ad Alessandro Marolla che qui non è riuscito a controllare la palla. Fagotti, lungo per De Michelis che c'era arrivato, palla fuori non di molto. Rientra in campo Mehuto a breve per il defender Giovinazzo. Sosa per Piamarolla che si dimentica della palla. Ancora Fagotti molto alto, deve cercare di approfittarne il Giovinazzo. Fagotti che ha spazio, ancora Fagotti prova il tentativo, c'è la respinta da parte di Alessandro Marolla. Movimento di Maluk, attenzione a Maluk si divora il vantaggio per la Ternana, lasciato colpevolmente solo il calcettista in maglia numero 7, palla fuori, aggraziato qui il Giovinazzo Maluk. Piscitelli, Mehuto, Sosa, Piscitelli, palla per Alessandro Marolla, ancora per Piscitelli, deviazione, calcio d'angolo per Giovinazzo. Mehuto per Sosa, attenzione ancora Ternana in ripartenza, ma c'è il fallo, chiamata ai danni di Maluk. Quindi sarà punizione per il Giovinazzo e meno male per la formazione biancoverde visto come si era messa la situazione. Time out adesso chiamato da mister Bernardo. Proteste vibranti in casa Ternana dopo questa punizione che coincide con il fallo numero 3 fischiato ai danni degli umbri. Posizione comunque interessante per la formazione di Bernardo. Mehuto
cerca Alessandro Marolla, eseguito male questo calcio di punizione. Attenzione ancora a Maluk che prova ad andare via, guadagna la rimessa laterale. De Michelis prende posizione, si appoggia a Corpetti. Maluk, Corpetti, De Michelis, ancora De Michelis che guadagna la rimessa laterale. Attenzione a questo tentativo, la parata di Di Capua sugli sviluppi di rimessa laterale, sarebbe stato gol convalidato per la deviazione dopo la rimessa. Altra palla gol per la Ternana. Comunque sta producendo le sue occasioni di gioco pur non avendo il pallino complessivamente. Sosa, va via Sosa, palla fuori. De Michelis che era entrato con decisione, nessun fallo secondo i direttori di gara. Fagotti, lungo per De Michelis, ancora di testa Di Capua, respinge, cercato spesso con il colpo di testa De Michelis. Alessandro Marolla, bravo comunque Di Capua perché non era semplice, l'ha vista all'ultimo. Piscitelli, va via Piscitelli, strascina la palla fuori. Maluk, poi ancora De Michelis che ha spazio. De Michelis ha difeso basso Sosa, corridoio che non trova alcun compagno, rientra in campo Teramo. Sosa, Teramo, Piscitelli, sale incitamento del Palapansini, va Piscitelli, Sosa, corridoio per Piscitelli, puntata, palla fuori, non di molto. Occasione per Piscitelli, De Michelis, ancora lui che vince il duello personale con Sosa, si gira, si gira De Michelis, palla fuori. La rimessa, vediamo un po' che cosa ha dato l'arbitro. Qualche problema per Sosa, sicuramente la rimessa per la Ternana che restituisce palla tra gli applausi del Palapansini con l'appoggio di Maluk. Sosa, Piscitelli, Sosa, ancora Sosa, rientra Sosa, si allunga leggermente la palla però la tiene sempre attaccata ai suoi piedi Teramo. Mehuto prova a girarsi, serve Teramo, poi Sosa, Mehuto, calcia, la deviazione di Negoita, dovrebbe essere stato Negoita a deviare. Teramo per Piscitelli al volo, smorza però la conclusione, palla fuori. 1,59 sul cronometro di questo primo tempo in cui i ritmi non sono stati altissimi ma in cui certamente le occasioni non sono mancate. Negoita prova ad andare di prima, rimessa laterale per gli umbri. Corpetti, Almadori, Corpetti, palla per Maluk, attenzione, lunga, poi Fagotti, va via Fagotti con disinvoltura, poi mette la palla fuori, ma di fatto è il massimo che poteva fare in questa situazione.
Piscitelli. Sosa. Va via ancora Sosa. Poi riesce a intervenire Corpetti. Va Corpetti per Maluk. Maluk per Corpetti. Deviazione da parte di Teramo, rimessa per la Ternana. Almadori, deviato il suo tentativo. Maluk. Ancora Maluk. Maluk, va via Maluk. Tentativo che termina alto. Di Capua. Sosa. Ultimi tentativi di questo primo tempo. Teramo. Va via Teramo. Buon guizzo da parte dell'argentino. Rimessa laterale. Sosa. Mehuto. Prova Mehuto. Palla fuori, non di molto, ma che giocata di Mehuto. Lungo questo passaggio di Fagotti. Intercetta però Teramo. Alzare i giri il Giovinazzo, però sbaglia tutto in malo modo Teramo. Attenzione a Maluk, recupera Sosa. Solo rimessa laterale per la Ternana. Fagotti intercetta Piscitelli che viene messo giù. Calcio di punizione, il quarto fallo per la Ternana. Sosa. Cerca il passaggio per Mehuto. Spara la porta Mehuto. Teramo prova a girarsi. Sosa puntata. Poi ancora Mehuto. Arriva l'intervento da parte di Corpetti. 3 secondi e 9 centesimi. Sosa. Poi ci arriva Maluk. 2 secondi esatti. Piscitelli carica il tiro, la parata, poi ancora Fagotti. Proprio prima della sirena. L'occasione buona per il Giovinazzo di sbloccare la partita. Ma si resta sullo 0-0 e dunque piccolo break di 10 minuti. Poi nuovamente qui, amiche e amici della divisione calcio a 5 da Pala Pansini per Giovinazzo Ternana.
Ben ritrovati dal Pala Pansini Giovinazzo per il secondo tempo di Defender Giovinazzo Futsal Ternana. Terminato 0-0 il primo tempo, in cui le occasioni non sono mancate ma i ritmi sono stati blandi. Primo pallone giocato dalla Ternana, prova ad andare via proprio Piscitelli. Fagotti ci arriva tra i protagonisti del primo tempo. Piscitelli, corridoio lungo, non viene toccato da nessuno. Parziali che vedono Bulldog Capurso, New Taranto, il big match di questa 12ª giornata sullo 0-0. Mascalucia, Tombesi, che non si è disputata per mancata presentazione degli abruzzesi ospiti. Roma calcio a 5 in vantaggio 0-4 sul parquet del Cussomolise. Capitolini che salirebbero a quota 14 punti, mentre il Cussomolise sarebbe a 13. Con questo pareggio Giovinazzo 12, Ternana 8. Entrata nel vivo anche la lotta a salvezza, in attesa di chiarire la posizione della Tombesi. Palla per Piscitelli che sblocca il risultato, il capitano come un fulmine. 1-0 Giovinazzo. Il corridoio per Capitan Piscitelli che non ha sbagliato, si sblocca subito a inizio ripresa la contesa. Colta impreparata la difesa della Ternana. Attenzione a De Michelis che risponde e risponde alla grande. De Michelis 1-1. Grandissimo gol di De Michelis. 19-15. Cuore verso la telecamera. Torna la parità al Pala Pansini. Due gol nel giro di 45 secondi praticamente. Nuovamente sono 1-1 le squadre. Difese però sicuramente da rivedere. Sosa. Piscitelli ancora. Da Piscitelli. Mehuto. Piscitelli. Mehuto prova a girarsi in un fazzoletto. C'è però Fagotti. Attenzione alla Ternana che pasticcia. Mehuto, traversa di Mehuto. Che inizio di secondo tempo. È andato vicinissimo al 2-1 in Giovinazzo dopo l'erroraccio di Almadori. Teramo, Sosa, Mehuto, Sosa, Teramo. Palla per Mehuto. Mehuto prova a girarsi. Mehuto solo esterno della rete per il numero 14 del Giovinazzo. Messo giù De Michelis. Il fallo però è proprio del pivot che con questo gol ha raggiunto Saquet con 7 gol, diventando il co-capocannoniere della formazione Umbra. Piscitelli. Attenzione, Almadori fa un buon lavoro, prova a servire però Maluk. Da rivedere questo passaggio. Applausi per Bernardo. Teramo, Sosa, Teramo, Mehuto, tentativo fuori misura. Maluk si prepara a battere questa rimessa. Attenzione a Teramo che non è stato perfetto. Calcio d'angolo per la Ternana. Ribattuta da parte di Piscitelli.
De Michelis, Maluk, Corbetti, arriva Di Capua che blocca questo tentativo. Sosa, attenzione a questo tocco dubbio da parte della Ternana. Maluk per Almadori, ci arriva Di Capua. Teramo, 17:17 sul cronometro. Teramo, Mehuto, poi Maluk in rimessa laterale. Teramo, Piscitelli, la respinta da parte di De Michelis. Sosa, ancora Sosa per Teramo. Sosa, ancora Sosa, il tentativo, Fagotti non perfetto, però riesce a innescare il contropiede di Almadori. Palla per De Michelis, ci arriva Piscitelli. Gli applausi del Palapansini. Corpetti, Maluk, va Maluk per De Michelis, ancora spazio, De Michelis calcia, c'è Sosa, Corpetti, Fagotti, lungo il lancio per De Michelis, di testa ancora, consueta giocata da parte degli umbri, tentativo fuori misura. Teramo, Mehuto, Teramo, Mehuto, Piscitelli, Mehuto, Sosa, Piscitelli, attenzione al Almadori che ci arriva. Mehuto, attenzione a Piscitelli, calcia, poi c'è De Michelis che riparte. Maluk, ancora Maluk, riesce a ritagliarsi palla e arriva il gol da parte di Maluk. 2-1 per la Ternana che passa in vantaggio. La Ternana mette la testa avanti, 15:38 con il guizzo da parte di Maluk. Pio Marolla, Teramo, 1-2 da parte degli umbri. Sandro Marolla, poi c'è il tentativo, ha tenuto la palla in campo. Fagotti che va a lungo, ancora per De Michelis. Solo rimessa dal fondo, aveva chiesto il calcio d'angolo De Michelis. Sosa deve accelerare il Giovinazzo, ancora Sosa prova ad andare via, messo giù, non c'è fallo secondo l'arbitro. De Michelis, ancora De Michelis che ha spazio, si allunga forse la palla e termina fuori. Le proteste da parte di Pellegrini per la gestione di questo contropiede. Sosa, Teramo, attenzione a Pio Marolla che guadagna la rimessa laterale, 14:40. Alessandro Marolla, Sosa, Teramo, Sosa, Alessandro Marolla, ancora Sosa, Teramo, puntata! Si è messo davanti Alessandro Marolla, incredibile,
quello che abbiamo visto. Attenzione, Corpetti per Maluk che si divora il 3-1, ma come riparte la Ternana, stare attento il Giovinazzo. Sosa, Teramo, Sosa, Alessandro Marolla, sbaglia tutto Alessandro Marolla. Attenzione, riparte ancora la Ternana, ma buon lavoro da parte di Sosa per Teramo. Teramo, conclusione che viene deviata in corner da Corpetti. Non è riuscito a incidere qui l'argentino. Lungo per Teramo, questo corner, controlla Teramo, sbaglia il controllo, poi Alessandro Marolla guadagna il calcio d'angolo. Sosa al volo, alto il tentativo dell'uruguaiano. De Michelis, Maluk, attenzione, ha provato a girarsi Capotosti, palla abbondantemente sul fondo. Sosa, Teramo, ancora Teramo, calcia Teramo, palla fuori. Maluk, arriva il corridoio per De Michelis che calcia subito, tiro con poche pretese che viene comunque deviato, coglie il massimo De Michelis. Corpetti per Maluk, Maluk per De Michelis, tentativo fuori. Mecuto, va via Piomarolla, ancora Piomarolla, perde però palla Corpetti, De Michelis che attira Sosa. Maluk, Fagotti deve andare col sinistro, impreciso il lancio dell'estremo difensore umbro, preda di Di Capua. Rotazioni forzate per entrambe le squadre, viste le assenze. Maluk prova a ripartire, ancora Maluk che viene steso, ma tutto regolare secondo l'arbitro. Sosa calcia fuori. Almadori rientra in campo per Capotosti, Casa Ternana. Assenza di Di Fonso, Palumbo, Fanfulla per il Giovinazzo. De Michelis, ultimo tocco di Corpetti che ha sbagliato questo lancio, rimessa per il Giovinazzo. Mecuto, Sosa, Piomarolla, Mecuto, va ancora Mecuto, calcia Mecuto, deviazione, De Michelis ha spazio ma non ha fretta, prova a giocare anche col cronometro. Maluk perde palla, fallo e arriva il giallo di Maluk, cenno di intesa con Alessandro Marolla. Beccato dal pubblico mister Pellegrini per la Ternana. Mecuto, ancora Mecuto, scambia con Piomarolla, Piomarolla, arriva il pareggio, Piomarolla, 2-2 Giovinazzo, il guizzo di Piomarolla e torna alla parità, il Palapanzini. Quarto gol di Pio Marolla che fa 2-2.
Almadori perde palla. Mehuto. Sosa. Riparte De Michelis che viene controllato da Mehuto. Grande giocata di Mehuto. Ancora Mehuto. Alessandro Marolla perde un attimo la palla. Poi rimedia Corpetti. Che secondo tempo. De Michelis. Ultimo tocco il suo. Sosa. Mehuto. Sbaglia il passaggio qui Mehuto. Entra in campo Negoita per la Ternana. Lancio da parte di Corpetti, di Capua. Mehuto. Marolla. Mehuto. Serve Alessandro Marolla. Prova a girarsi Alessandro Marolla. Ancora Mehuto. Palla fuori. La palla del 3-2 per Mehuto che non la sfrutta. Non c'è nessun tocco, quindi non è gol ovviamente. Sosa. Mehuto. Attenzione a Maluk che recupera palla, serve Negoita, calcia Negoita, palla fuori. Teramo. Sosa, Mehuto, prova a girarsi Mehuto, calcia il palo di Mehuto, poi se lo divora Teramo. Due occasioni per il Giovinazzo, prima il palo di Mehuto, poi Teramo che non riesce a ribadire in rete da due passi. Gli applausi al Palapansini. Teramo. Mehuto. Marolla. Teramo. Palla per Mehuto, si gira Teramo. Blocco di Mehuto. Sosa. Mehuto. Sosa. Va via Sosa. Buono strappo di Sosa, il palo. Ancora palo per il Giovinazzo. Questa volta con Sosa. Altra chance per i biancoverdi. Marolla. Sosa. Teramo. Sosa. Mehuto. Ancora Mehuto, calcia Mehuto. Tentativo fuori. Il time out di coach Pellegrini dopo che la Ternana stava subendo 2 minuti di pausa dopo la sospensione chiesta dal tecnico umbro. Nuovamente dal Palapansini 9-0-4 dalla fine del match, 2-2 il punteggio.
Fagotti, Corpetti, lungo a cercare De Michelis, c'è però Di Capua, Sosa, Teramo, Sosa, non può riprenderla Di Capua e infatti arriva l'infrazione, sarà punizione in aria per la formazione ombra. Disattenzione per il Giovinazzo, è entrato in campo Almadori che potrebbe provare a calciare questa palla. Tutto pronto per questo calcio di punizione. Vediamo se De Michelis proverà ad abbassarsi. Maluk per De Michelis. Arriva la deviazione da parte di Sosa. Calcio d'angolo. Rientra in campo Capotosti per Almadori. Tentativo che trova la deviazione di Teramo, calcio d'angolo. Ancora una deviazione, questa volta di Piscitelli. Corpetti, Di Capua, miracolo, proprio sulla linea. Dopo un altro tocco che sta per favorire la Ternana. De Michelis al volo, palla fuori. Piscitelli. Sosa, va via ancora Sosa. Gli strappi di Sosa sulla corsia di sinistra, una costante di questo secondo tempo. Deviazione, c'è Teramo. Piscitelli, Sosa. Ancora Sosa, questa volta si accentra. Cerca Teramo. Mehuto si dimentica della palla. Ancora Mehuto. Ci arriva Maluk, poi Corpetti fa ripartire De Michelis. De Michelis non riesce ad andare via. Teramo 2 contro 2. Ancora Teramo. Mehuto cerca Teramo. Teramo calcia. La respinta di Corpetti. Mehuto. Piscitelli. Sosa. Teramo. Mehuto. Teramo libera il sinistro, palla fuori. Palla lunga per De Michelis che si arrabbia adesso con Capotosti. Piscitelli. Va via Piscitelli, c'è però Capotosti. Mehuto con questa palla. Mehuto calcia, si immola. Corpetti che salva un gol già fatto. Calcio d'angolo per il Giovinazzo. Teramo calcia, palla alta. De Michelis fa sportellate ancora De Michelis. De Michelis riesce a restare con il pallone attaccato ai piedi. Guadagna il massimo, ovvero la rimessa laterale.
Corpetti, De Michelis non ci arriva, poi Piscitelli ci prova, era un buon tentativo, palla alta, 6,50 alla fine. Corpetti, riparte Giovinazzo, Mecuto, calcia Mecuto, immobile Fagotti, ma il tentativo è impreciso del numero 14. Mecuto recupera palla ancora per Teramo, la parata di Fagotti. Diverse le occasioni non sfruttate dal Giovinazzo. Sosa, Piscitelli. Sale l'incitamento del Palapansini. Mecuto perde palla però Teramo, prova subito De Michelis. Rimessa laterale per la Ternana. Maluk, Fagotti, si alza Fagotti, scarico per Corpetti, non riesce più a produrre gioco la Ternana, schiacciata nella propria metà campo. Teramo Mecuto, Sosa, Teramo, ancora Sosa per Piomarolla che si trascina la palla fuori. Lungo il lancio a cercare De Michelis, palla fuori. Sosa, corridoio per Mecuto, Teramo, Sosa per Teramo, serve Sosa, ancora Teramo, Mecuto, lancio che trova Piomarolla che aggancia, non era facile, palla che resta in possesso del Giovinazzo. Mecuto non trova il corridoio, attenzione la Ternana che riparte con De Michelis che calcia di capo, respinge, poi buona giocata, esce benissimo dal pressing il Giovinazzo. Mecuto però la palla è lunga, attenzione la Ternana con Corpetti, c'è però senza troppi fronzoli Teramo in spaccata. Problemi per Capotondi, per Capotosti. Entra in campo lo staff sanitario della Ternana. Al momento 1-0 del Bulldog Capurso sul New Taranto grazie al gol di Nitti. 1-6 tra Customolise e Roma, calcio a 5. Roma che andrebbe a quota 14 punti, virtualmente in ghiaccio la partita di Campobasso. Poi Mascalucci e Tombesi in attesa di giudizio del giudice sportivo, dovrebbe essere 6-0 per i siciliani. Capurso che darebbe un altro segnale per i piani alti della classifica. Grande campionato della formazione barese. Fagotti, lungo, non trova De Michelis. Sosa, Mecuto, Alessandro Marolla, Sosa,
Mehuto. Ancora Sosa chiede il movimento da parte di Mehuto, male seguito, e arriva la rimessa laterale per la Ternana. Quattro e 11 da giocare. Palla per De Michelis. Almadori. Corpetti. Palla per Maluk. Ancora Maluk che trova De Michelis. De Michelis, appoggio per Maluk. C'è il fallo, secondo il direttore di gara, ammonizione per Alessandro Marolla. Sarà punizione per la Ternana. Secondo fallo, sì, primo per il Giovinazzo, 2 per la Ternana invece. Fischio da parte del direttore di gara, schema per De Michelis, deviazione, riparte Giovinazzo con Sosa. Sosa si ricompatta però la difesa della Ternana e De Michelis recupera palla. De Michelis, ancora però Sosa imperterrito, flipper per Maluk che recupera palla, ancora Maluk che sterza, attenzione a Maluk, Maluk, palla fuori. Che azione di Maluk, che è stato tuttavia impreciso davanti al portiere. Mehuto, Sosa, Mehuto, Sosa per Mehuto che non arriva sulla palla. Adesso l'arbitro ferma il gioco. Giallo per Di Capua, che in realtà aveva richiamato l'arbitro per asciugare il parquet visibilmente bagnato del Palapansini. Almadori, Corpetti. Si riprende a giocare. Maluk sbaglia però il passaggio. Mehuto, Alessandro Marolla. Sosa, prova a rientrare Sosa, corridoio per Mehuto. Mehuto, spalle alla porta. Pio Marolla, Mehuto non trova il corridoio, difende bene la Ternana. Sosa, ancora Sosa che prova a liberare il tiro, poi c'è Corpetti che arriva sulla palla. Time out per coach Bernardo, 2:35 da giocare. Inserisce il quinto di movimento il defender Giovinazzo, prova la mossa in attacco la formazione biancoverde. Alessandro Marolla vestito con la maglia da quinto di movimento. Teramo, 2:33, tenta il tutto per tutto Bernardo. Teramo
Sosa, Teramo, Piscitelli, Teramo, Sosa, siamo sotto i 2 minuti di gioco. Piscitelli, Sosa, possesso prolungato per il Giovinazzo. Sosa, Teramo, Sosa, chiede di velocizzare il pubblico. Piscitelli, Sosa, Teramo, Sosa, Piscitelli, Teramo, Sosa, Piscitelli, Mehuto non riesce a trovare nessun compagno, attenzione che la porta è sguarnita. 1:14 da giocare. Sosa, Teramo a spazio, Teramo, palla fuori, prova a ripartire subito la Ternana, attenzione De Michelis, salva tutto Sosa, palla gol per la Ternana, rientra in campo di capo a difendere il risultato adesso. Corpetti, Maluk, prova Maluk ad andare via, poi Sosa finta l'intervento. 56 secondi, ultimi sussulti di questo match. Questa volta c'è il cambio ed entra Pio Marolla come quinto di movimento. 44 secondi. Sosa, Piscitelli, Teramo, Mehuto, Teramo, Sosa, c'è il tocco da parte di Maluk. 20 secondi 6 centesimi alla fine di questo match. Sosa, Teramo, Sosa, Piscitelli, va Piscitelli, era un bel tiro, c'è però il tocco di Corpetti, calcio d'angolo. Attenzione a Piscitelli che va da Sosa, 8 secondi ancora, Sosa il corridoio, c'è De Michelis, 4 secondi esatti. Ormai va verso la fine questo match. Teramo, Sosa, prova a fintare Sosa, un secondo alla fine e finisce qui. 2-2 tra Defender Giovinazzo Ternana. Un punto accolto con il bicchiere mezzo pieno per gli umbri, mezzo vuoto sicuramente per i Defender Giovinazzo. E allora grazie a Sebastiano Ursi in cabina di regia e a tutti voi che ci avete seguito da casa. Vi auguriamo un buon 2025 e ci rivediamo l'11 gennaio per la ripresa del campionato di A2 Elite.